Sì, grazie a tutti. Effettivamente siamo a livello femminile campioni uscenti come Venezia e quindi speriamo di poterci riconfermare nella nostra, proprio visto che giochiamo in casa nella nostra provincia, e speriamo, insomma, ci auguriamo. Sicuramente stiamo lavorando anche molto nel settore maschile e quindi abbiamo anche buone prospettive per quanto riguarda questo torneo. Mi abbino ovviamente a tutti i ringraziamenti fatti. Io, oltre che rappresentare Venezia, ovviamente gioco in casa, essendo qua di Chioggia, e quindi abbiamo messo in moto una macchina organizzativa veramente importante. Ringrazio quindi anche soprattutto il volleyballo maschile, come ha detto prima l'assessore, il calcio a 5 di Valli e l'Union Sant'Anna, oltre che ovviamente il volleyballo femminile. La macchina si sta ancora muovendo, tutti gli ultimi dettagli noi speriamo di essere, cioè siamo sicuramente pronti per questo evento che partirà già da venerdì con la presentazione in piazza. Ci auguriamo nel tempo, speriamo insomma che poterla fare all'aperto, perché sicuramente Chioggia è abbastanza caratteristica e offrirà un scenario sicuramente importante. Un ringraziamento particolare ovviamente perché quando ci siamo mossi è stato subito accettato dall'amministrazione comunale, sicuramente nelle persone del nostro assessore Isabella Penzo e della nostra funzionaria Daniela Ballarini, che ci sostiene sempre in queste manifestazioni e sono sempre ben disponibili a darci una mano. Quindi, che dire, facciamo in bocca al lupo sicuramente alle squadre, ci auguriamo che vada tutto liscio. L'ultima manifestazione importante che abbiamo fatto a Chioggia è stata nel 2013 con le finali nazionali. Abbiamo visto che tutti sono andati via molto contenti e ci auguriamo di ripeterci. Quindi gli alberghi, l'Ascot, tutte quelle associazioni che ci sostengono, ringrazio